Era il capitano dell'aeroporto, ci ha trattato con guanti bianchi. Il capitano Il tedesco. tedesco. Ha detto se avete bisogno di soldi, sono qua, e di solito tanto loro li stampavano. Insomma, una degnissima persona. Noi si faceva la guardia agli aerei, allora c'erano ancora gli aerei. Con la divisa, voglio dire, dell'aviazione? Della nostra aviazione. Dell'aviazione italiana. Dell'aviazione italiana. Voi eravate arrivati dalla Toscana o dalle varie parti d'Italia? Da Rovigo, eravamo 4 toscani e tutti della zona di Rovigo. Quanti in tutto eravate? In tutto quanto eravate? È una compagnia, sono 110 persone. È stato il mitragliamento, è stato un macello, perché hanno incendiato questi aerei che sono segnati nel libro. E tutto, questo lo sanno tutti, e via di seguito. Il capitano è stato declassato, da capitano è diventato caporale, poi l'hanno mandato via, perché ha dato ordine a un aereo di alzarsi in volo. Quest'aereo egli era a carico di ogni ben di Dio, formaggi, di tutto, andava in Germania, erano in licenza, andavano in Germania, ma era arrivato dalla parte di Roma, da altri aeroporti, aveva fatto scalo qua, rifornimento e tutto, e via di seguito. Quando è dato ordine di partire c'erano gli aerei già in aria che giravano e giravano. Hanno girato un po', si diceva, sono ricognitori, fanno esercitazioni. Nessuno, tanto è vero che eravamo vestiti con la divisa a fatica, ed era bianca di canapa, no? Come i carcerati di canapa, bianchi, il camiciazzo sopra, solo la cintura blu sapeva. E si faceva istruzioni in campo. A un certo momento si sono buttati giù, è stato un fuggi del campo. Io il primo colpo mi sono nascosto fra le ruote di un Cante Z che era atterrato con la pancia. E Cante Z era un aereo italiano e gli era parcheggiato vicino alla casa delle Aiole, dietro la casa, e io mi sono rifugiato lì. Quando è arrivato gli apparecchi, perché partiva così impicchiato, tutto quel che c'era nel campo l'ha mitragliato. Ho sentito gli schiocchi che arrivavano sull'aereo. Al momento che i primi 5 sono passati e poi gli altri erano 6, io sono sortito fuori e mi sono messo al riparo dalla montagnola. C'era la montagnola che serviva per la prova delle armi. Mi sono messo là così in modo che gli aerei passavano e io ero tranquillo. Comunque noi non abbiamo avuto danni alle persone. Le pallottole c'erano da tutte le parti sul viale dentro l'aeroporto, dentro le caserme, hanno mitragliato da tutte le parti. E tanti danni agli aerei sono stati? L'hanno bruciati completamente. Erano italiani questi aerei? No, tedeschi. Il Messerschmitt, la Caccia, il 109 e compagnia bella, invece quello che hanno buttato giù, che era partito in volo, era un Dornier, non so in tedesco come si pronuncia, era un Dornier e c'era una decina di persone a bordo e sono andati tutti. Dove l'hanno colpito? Dunque è caduto, perché io qui sono andato solo una volta di notte a fare la guardia, fra paese, ma non so perché noi essendo del posto a quel tempo là di notte non si capisce dove si va. Vi hanno mandato a fare la guardia? A fare la guardia a questo aereo che non portassero via la roba. Ed era nella zona di paese, diciamo? Sì, nella zona di paese, perché dall'aeroporto c'era la pista che andava in giro
in giro, si chiamava la pista, e in mezzo ai campi c'erano le protezioni dove c'erano gli aerei. No, quando buttavano giù, la gente la portava via tutto. Anche se c'eravate voi di guardia. Io ti posso dire la mia esperienza. Una sera sono andato anche io di guardia ed era le 10, sì, il turno dalle 10 a mezzanotte. E allora dovevo guardare un aereo sano e l'aereo rotto a distanza di un bel po'. Sono stati 500 metri. Ed era uno dei pochi aerei che era atterrato, che poi andavano via, perché dopo non c'è rimasto più nessun aereo a Treviso, ma però venivano, si mettevano a riparo e poi dopo andavano via. Però, mentre ero lì che facevo la guardia, ero in piedi dove c'è l'aereo e sento che c'è gente sul vecchio, sul rotame, che batte con le mazze. Vado a vedere e ci trovo 3 o 4 persone, ragazzi, dico, sono qua che faccio la guardia. Fate a me. Mentre parlavo con loro e sento sull'aereo nuovo, tum tum tum. Ma questo era, era dopo il mitragliamento, questo era più tardi? Dopo il mitragliamento. Sarà stato verso che periodo? Dopo 3 giorni così. Ed era qui all'interno del campo questo? No, sempre questo aereo caduto Verso paese? Verso paese. Ma come faceva a esserci un aereo nuovo vicino a quello vecchio, caduto? C'era gli stalli alti 3-4 metri, l'aereo entrava qui dentro. Praticamente qua davanti ci doveva essere, lo mettevano vicino alle rive dove c'erano le alberi, in modo che se dovesse venire un mitragliamento, una cosa all'altra, non poteva prenderlo perché era riparato da questi mucchi di terra, questi trinceroni fatti con legname, che venivano a prendere il legname, le atole, diciamo, nelle campagne. E poi dopo le riempivano di terra e tutto, li alzavano, facevano una specie di garage scoperto e l'aereo era là. Sì, ma e come faceva ad arrivarci se non c'era un campo dell'aviazione fuori zona così? Come faceva a atterrare e partire questo aereo? No, atterravano all'aeroporto, poi prendevano la pista e andavano a nascondersi. Dove c'era una pista? Sì, adesso sono le strade. A Pagnosi, di fianco a Pagnosi, c'è una strada, ma quella faceva parte della pista. E quindi venivano trainati questi aerei? Davanti. O andavano con le loro forze? Con le loro forze. Correndo nella pista, sì, diciamo. Davanti l'imboccatura dell'aeroporto proprio. C'è un'altra strada che sì. Una stradetta che attraversa le 2 ferrovie, l'Ostiglia e compagnia bella. E anche lì era l'altra, quella che uscivano, quella che entravano gli era quella da Pagnosi e quella che uscivano gli era quella davanti all'aeroporto. E andavano, diciamo, correndo nel terreno? Sì, correndo nel terreno. E gli era lunga la faccenda perché faceva tanti giri, andava anche oltre paese, sulla sinistra. Ah, sulla sinistra. Andando giù sempre sulla sinistra. Insomma c'erano questi episodi di saccheggio, diciamo. Sì, saccheggio. È uno che deve fare. Allora si mette seduto vicino all'aereo intero. Non ha avuto conseguenze lei? No. L'hanno portato via tutto. Quella notte là portarono via un'ala. Ma avevano già portato via il motore. Un Dornier ha 2 motori, avevano già portato via un motore. A me, nel tempo ci sono stato io, ho portato via un'ala. Che era in una notte? In una notte. Ma piano piano l'ho portato via tutto. E i tedeschi cosa I dicevano? tedeschi, non so, gli ero un 48, anche loro non. Mi sembra a me che
c'era sfiducia. Mi sembra che ci sia stata sfiducia perché nemmeno Rotame gli interessava più niente. Cioè non avevate ripercussioni voi insomma, su questo comportamento della popolazione civile, no. diciamo. A un certo momento, una sera, uno dice non mi sento di andare a fare il turno, aveva un turno dalle 2 alle 4. Non mi sento, va bene, vado io. C'era un aereo sull'angolo dell'aeroporto. Allora c'era una sentinella qua, la sentinella qua è il posto dove c'è la stazione adesso dell'aeroporto, la chiamavano la Runa, e uno per angolo, e ci dovevamo incontrare, passeggiare, tanto se me lo faccio prendere da sonno. Pioveva persino. Io ero là, dopo un po' mi stufo a stare là. Dico, ma è meglio che vadi a trovare quell'altro a vedere come se la passa. Mentre passo così e trovo che uno attraversa la pista, gli do chi va là e lui mi spara un colpo di pistola e mi scappa perché la reazione fu immediata, insomma, col fucile fermo, sparo e partì subito il colpo senza aspettare, ma di notte è lo stesso sparare, lo so, cercò un ago in un pagliaio e non venne nessuno, sparai parecchi colpi e non venne nessuno, non allarme, niente, tanto è vero, mi arrabbiai con me stesso, di ma guarda, c'è una persona che è entrata nell'aeroporto di notte, vicino a un aereo. Do l'allarme, sparo, nessuno mi viene in soccorso, dico cosa è successo. Mi giro e sparo 4 colpi contro la palazzina comando dei tedeschi. Ecco. Silenzio di tomba. Ma qualcosa mi va a trapelare discorsi perché fra noi altri la mattina si parlò di questo affare, ma perché non siete venuti qui là? Ma cosa? Questi da Rovigo, ma chi? Mi lascio perdere. Ho capito. Insomma, questo era il clima complessivo dell'aeroporto. L'esercito di Franceschiello.